Ciao amici, bentrovati in una nuova recensione, è da un po' di tempo che non le faccio. Oggi parliamo del Feiyutech VG2, è un gimbal. Ho avuto la fortuna di essere sponsorizzato da questa azienda che mi ha passato del materiale, fra cui il Feiyutech WG2, se vogliamo dirlo in inglese. Allora, cosa dire innanzitutto di questo gimbal? È compatto, ve lo potete portare in giro, viene presentato nel suo pratico astuccio in neoprene, molto carino, è leggero, quindi lo possiamo anche indossare, lo possiamo mettere su un casco, lo possiamo attaccare alla bici come vedrete nel test. È universale, quindi è compatibile con tutte le action cam ed è impermeabile, può resistere fino a 5 minuti sott'acqua e fino a circa 1 metro sott'acqua, che è sufficiente se dobbiamo fare delle riprese stabilizzate bagnando la videocamera sotto la superficie del mare senza chiaramente andare nelle profondità marine dove serve altra attrezzatura. Il difetto che ho notato è che non è compatibile purtroppo con i case dell'action cam, quindi soltanto con le macchine già waterproof senza il case, tipo le recenti GoPro. E io che ho l'altro sponsor, che è la Firefly, qui alla vita è compatibile con tutti gli altri accessori per action cam e GoPro, per attaccarlo a un ball, per attaccarlo a un grip, a qualsiasi cosa, e ha anche una funzione programmabile di auto rotation per poter fare dei bei time lapse, quindi un gimbal molto completo, molto valido, a un prezzo competitivo. Guardatevi il test. Ciao amici, allora oggi andiamo a testare il gimbal della Feiyutech. Apriamo che è abbastanza caldo. Musica. Cintura. E si va. Ragazzi, allora allo skate park stiamo andando con Stefano. Stefano, te vai in skate? No, solo se. Mi fai le riprese a me quindi? Assolutamente. A te in surf vai? No, scherzo. Ah, ecco, dicevo, mi sembrava. Mi piacciono le tue amiche surfiste. Ah, ecco perché vuole iniziare a fare surf, il furbacchione, eh? Cioè ragazzi, ma che figata è? Sembra quello di Ace Ventura Missione Africa. Avvicinati. Prendendo.
Andiamo a fare un po' di trial BMX assieme a Niccolò Gentili, detto Nick. È surfista anche lui, ma più che altro è un professionista di trial. E oggi faremo qualche acrobazia assieme a lui. Eccoci qua, siamo arrivati da Nick. Ciao Ben. Cosa ci fai vedere oggi, Nick? Oggi facciamo qualche trick con una bici particolare, che è questa qua da trial. Come vedete la cosa che salta di più all'occhio è che non ha la sella, perché durante i movimenti risulterebbe scomodo avere la sella. Io le faccio solo nei videogame ste cose. If you want it, if you want it, jump in the Cadillac.
some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I wanna give it to you. Mercury shining so bright, strawberry champagne on night. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex on fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Like. Trips to Puerto Rico. Say the word and we go. Siamo el 35. De donde venimos, mami. Te prometo no te vas a arrepentir. I promise that your smile ain't gonna